verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Il CPA di Agrigento, qui presso la sede dell'Istituto Quasimodo, oggi è coinvolto in questa iniziativa Convegno provinciale sul bullismo e cyberbullismo, un utilizzo consapevole e sicuro del web, che vede la partecipazione di tante rappresentanze scolastiche delle scuole di Agrigento. Un po' una sintesi di ciò che è stata l'azione mirata appunto a informare i ragazzi su questo grave problema che interessa tanto le giovani generazioni. Questo è l'aspetto conclusivo di tutto un anno di lavoro. Questo convegno scaturisce da una serie di incontri che il gruppo del bullismo, del cyberbullismo provinciale, diciamo, il lavoro che ha fatto. Ecco, questo è il momento in cui gli attori principali saranno i ragazzi. Noi siamo stati in diverse scuole della provincia, il tema l'abbiamo affrontato, discusso sia con i genitori, con i docenti, con i ragazzi, poi i ragazzi hanno fatto dei lavori e oggi, bene, come vedete, qui abbiamo più di 30 scuole, abbiamo più di 400 ragazzi che sono qui, bene, bellissimo. Oggi gli attori principali sono ragazzi e mi auguro che continuando a parlare di questo problema lo si capisca meglio, lo si affronti meglio e questi ragazzi possono capire che quello che è in rete, quando talvolta facciamo un'offesa in rete, non è che perché non siamo visti o perché non ci individua nessuno visivamente, ma veniamo individuati lo stesso, bene, quello è un reato e quindi non solo è un reato ma fa molto più male rispetto al bullismo classico a cui eravamo abituati, perché in rete 1 milione di persone, un numero infinito di persone possono vedere, diciamo, quello che avviene e quindi talvolta la ragazza o il ragazzo non riesce a resistere. Ecco, cerchiamo di riflettere tutti, questo io penso che sia una giornata di riflessione per tutti ed è importante avere qui questa grande presenza. Sì, un'iniziativa che ovviamente il Comune non può che favorire e sostenere, soprattutto quando, come in questo caso, c'è un'ampia partecipazione da parte di tutti gli istituti della provincia di Agrigento che si interrogano su un tema delicatissimo come quello del bullismo e quello ancora più contemporaneo e per certi aspetti pericoloso del cyberbullismo. Vengono tracciate una serie di esperienze che in qualche modo dimostrano come ovviamente attraverso l'impegno delle famiglie e delle scuole è possibile anche risolvere certe problematiche legate ai ragazzi, anche interpretando alcuni segnali che talvolta sono difficili e favorendo
soprattutto un uso consapevole e responsabile degli strumenti di comunicazione di massa, che possono essere strumenti anche di dominio, di prevaricazione sull'altro, ma debbono essere sempre considerati come strumenti di sapere. In qualche modo questa radiografia degli interventi che le scuole possono comporre cercano anche di interpretare laicamente questi segnali e di poterli risolvere attraverso l'impegno pedagogico delle istituzioni scolastiche. Noi ormai è da diversi anni come ufficio scolastico provinciale, ufficio quinto, che come gruppo provinciale sul bullismo, che cerchiamo di parlare sempre più attraverso incontri che facciamo proprio presso le scuole, ma anche attraverso la somministrazione di questionari che riguardano rivolti non solo ai genitori ma anche ai docenti e al personale di tutta la scuola. È da qualche anno che ormai cerchiamo, soprattutto con il convegno conclusivo, di dare voce ai ragazzi, e quindi noi non presenteremo le attività proprio ufficialmente come facevamo prima con il risultato dei questionari del lavoro, ma stamattina ci saranno qua una serie di prodotti multimediali realizzati nelle scuole che riguardano proprio il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, ma soprattutto per cercare di far sì che ci sia sempre più un uso consapevole e sicuro del web. Sappiamo quanti rischi ci sono, quante situazioni purtroppo difficili, per non dire molto pesanti, a livello nazionale si sono verificati. Devo dire che nella nostra provincia per fortuna non si sono verificati casi di omicidio, suicidio, per cui questo per noi è importantissimo. Io devo ringraziare fortemente il dottore Zarbo, la dottoressa De Felice, che hanno creduto come ufficio a tutta questa nostra attività, nonché tutti i componenti del gruppo provinciale sul bullismo, e in particolare il dirigente scolastico Santino Lapresti, che stamattina ci ospita proprio nella sede staccata del CPIA di Villa Seta, e quindi un grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in questa attività che portiamo avanti da diversi anni. E naturalmente un grazie a voi emittenti locali che siete sempre presenti a tutte le nostre iniziative. È un'iniziativa estremamente importante, perché far comprendere un fenomeno del genere ai ragazzi stranieri non è stato facile, però siamo riusciti perfettamente, anche improvvisando magari delle scenette, utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione. È stato preso questo tema con impegno e dedizione e abbiamo avuto dei buoni risultati sicuramente. È un fenomeno che va studiato a fondo. In realtà viene fuori soltanto la punta dell'iceberg rispetto alle grandi problematiche che girano attorno al cyberbullismo, perché il cyberbullismo è un fenomeno che nasce dalla rete, e la rete è un mondo molto complesso che richiede le giuste e adeguate osservazioni. Come mamma lei è presente a questa iniziativa, cosa ne pensa di questa manifestazione e se è un tema importante e attuale? È molto importante, sì. Ritengo che è stato bello rendere partecipi tutti gli alunni, così almeno si rendono conto dei problemi reali di questi giorni. Praticamente quando mio figlio succede qualcosa in classe, capita qualche cosa, il bambino me ne viene sempre a parlare. E praticamente mi calo nella sua realtà per capire cosa sia successo, però lui praticamente per l'educazione che ha ricevuto anche a casa di noi genitori, cioè capisce quando ci sono atteggiamenti che vengono considerati come soprusi, come diciamo angherie, e quindi il bambino in un certo senso ne discute con la maestra, con il compagno stesso, per evitare questi atteggiamenti e questi comportamenti. Però finora almeno la situazione è stata tranquilla nella classe di mio figlio. Spero in futuro che non si verificano queste cose. Un'interessante iniziativa, un convegno provinciale su bullismo e cyberbullismo che vede coinvolto l'ufficio scolastico, ma principalmente tanti studenti delle scuole agrigentine. Non è il primo anno che viene fatto questo convegno, perché sono anni che ormai l'ufficio scolastico provinciale, insieme con le istituzioni scolastiche, è fortemente impegnato nel dare consapevolezza ai ragazzi per il bullismo prima e per il cyberbullismo oggi, e per renderli sempre più consapevoli dei danni che questo può portare. Ma io devo dire che sono stato veramente molto colpito e anche emozionato da quello che
l'attività che hanno fatto le scuole, che va nella direzione secondo me auspicabile, che è quella di una maggiore consapevolezza del fenomeno e soprattutto va verso un'alfabetizzazione affettiva ed emotiva che potrebbe portare, voglio dire, a organizzare delle dinamiche diciamo così empatiche nei confronti delle persone in genere. Non solo parliamo di bullismo o cyberbullismo, parliamo, voglio dire, delle relazioni, dei rapporti adeguati e corretti che ci debbono essere tra le persone. E le centinaia di scuole che hanno partecipato, coinvolgendo migliaia anche di ragazzi, voglio dire, stanno dimostrando che tutto ciò è possibile, per cui insomma nasce una nuova speranza perché anche in provincia di Agrigento gli episodi che purtroppo ci sono anche numerosi di bullismo e di cyberbullismo vengano sempre più ridotti o comunque vengano riportati in una dimensione di sopportabilità. Voi partecipate anche come istituto liceo classico Empedocle? Sì, non solo io come istituto, ma faccio parte anche del comitato tecnico scientifico di questo gruppo provinciale bullismo e cyberbullismo, operando in tutte le scuole della provincia laddove ci chiamano. Cerchiamo sempre di portare avanti questi pericoli del web e i ragazzi, devo dire, sono molto attenti e rispondono con i video che oggi stanno producendo. Anche Leonardo partecipa a questa giornata dove si discute di un problema molto importante e attuale. Sì, i ragazzi sono stati impegnati nel corso dell'anno proprio su questa tematica perché riteniamo che oggi sia un fenomeno che va non solo prevenuto ma anche molto attenzionato, perché l'età in cui i ragazzi frequentano il liceo scientifico è un'età molto a rischio. Evidentemente l'azione dei docenti e gli incontri che sono stati fatti, quindi un'attività sistematica di prevenzione sta dando degli ottimi risultati. Il convegno a livello provinciale è un'ottima iniziativa anche perché oggi c'è lo scambio di esperienze delle varie istituzioni scolastiche e andare a ricercare diciamo, quelle iniziative, quelle attività che hanno portato buoni risultati diventa per noi anche un'occasione di confronto e di crescita. Una sua valutazione di questo momento importante e quanto è importante anche parlarne e cosa voi avete fatto nella vostra scuola? Secondo me è importantissimo trattare la tematica del bullismo e del cyberbullismo perché è in crescente diffusione, devo dire, purtroppo. La nostra scuola è molto sensibile, diciamo, alla problematica e la dirigente scolastica in particolare, che è la dottoressa Caterina Mulè. E infatti è attivo nella nostra scuola anche uno sportello d'ascolto per raccogliere proprio le istanze degli studenti e le segnalazioni e intervenire subito per evitare che si perpetui, diciamo, la diffusione del fenomeno stesso. Oltre a questo siamo attenti come docenti anche agli atteggiamenti degli studenti e cerchiamo di intervenire immediatamente. Io piace, sì, i miei amici, tanti, bellissima, tanti scuola, buono, bravi scuola, maestra Serena, Linda, Simona, bravi scuola. Come ti trovi? Ecco, cos'è che fai quotidianamente? Cosa fate quotidianamente? Tutti i giorni a scuola, io bene a scuola, tutti. Noi amici, tutti bene. Da dove vieni tu? Bangladesh. Tutti si riuniscono a discutere di questo fattore che ha influenzato molte generazioni anche e che continua anche a influire, a interessare i ragazzi di diverse età. Speriamo che ci sarà un fine a questo fattore che sta prendendo piede anche con le nuove tecnologie. Sì, questa iniziativa sì, mi piace perché parla del cyberbullismo, che dobbiamo affrontarlo, che dobbiamo chiedere aiuto, perché ci sono ad esempio i ragazzi quelli che si chiudono in se stessi e non rispondono più ai genitori, non danno più ascolto. Si è molto elevato col tempo perché ora con queste tecnologie, cellulari, tablet e computer è molto elevato.
il nostro cortometraggio ha voluto rappresentare in che modo si può spiazzare un bullo, cioè attraverso un abbraccio. I ragazzi sono degli utenti, sono dei corsisti stranieri e quindi hanno anche dimostrato come spesso il bullismo può essere anche un atteggiamento di violenza nei confronti di chi ha un colore della pelle diverso dal nostro. Il modo per poter abbattere il bullismo è avere il coraggio di parlare e soprattutto di agire non con la violenza ma affrontando il bullo. Quindi spiazziamo il bullo con un abbraccio, è proprio il titolo del cortometraggio, per dimostrare che non si risponde a violenza con altrettanta violenza. I ragazzi hanno partecipato a queste attività, non solo, si sono stati molto coinvolti anche a partecipare a questa giornata di oggi. Infatti c'è una piccola rappresentanza della scuola, hanno prodotto un video che hanno già mandato in onda e adesso vediamo insomma la conclusione di questa splendida mattinata. Faccio parte del gruppo provinciale del bullismo ormai da parecchi anni e ho continuato a far parte anche se ormai sono in pensione, però penso che ne valga la pena perché riuscire a vincere questa battaglia è importante. Oggi sono protagonisti i ragazzi, speriamo che con i lavori che hanno fatto e con i messaggi che riusciranno a dare riusciamo a raggiungere un po' di ragazzi. Un'interessante iniziativa a cui la Caritas oggi partecipa e sicuramente darà il suo contributo, lo ha dato magari durante tutto l'anno scolastico. Sì, facciamo parte anche noi della rete antibullismo perché riteniamo che i ragazzi vadano accompagnati anche in questo fenomeno molto presente, molto triste anche nella nostra società. Riteniamo che i ragazzi vadano educati alla gestione delle loro relazioni, perché la violenza si manifesta in modi molto diversi, a volte inconsapevolmente, a volte consapevolmente. I fatti della cronaca recente ci manifestano quanto grave possa essere questo fenomeno nella nostra società. Riteniamo quindi di dover investire energie perché i giovani vengano educati alla gestione delle loro relazioni. Avete svolto un'interessante relazione oggi qui in questa interessante iniziativa, se ce la sintetizzate brevemente quanto è importante oggi parlare di bullismo e cyberbullismo e quanto è contagioso tra i ragazzi? Allora, noi abbiamo intanto affrontato questo argomento durante la settimana dello studente nella nostra scuola, noi siamo del liceo classico Fazello di Sciacca. Noi pensiamo che sia molto importante parlare di bullismo e di cyberbullismo, questo perché nell'era magari dei social network il mondo non è più quello che era una volta, quindi noi abbiamo bisogno di parlare, c'è bisogno di questo dialogo che magari adesso non c'è più. Quindi noi pensiamo che tramite comunque questa informazione, questi convegni e queste giornate che noi facciamo possiamo dare una risposta e possiamo veramente lasciare un segno. Un esempio che appunto abbiamo portato è quello della Blue Whale, ossia come in quel caso non si parla più di bullismo ma si parla di pura cattiveria, ossia arrivare a far suicidare una persona facendole credere di non essere adatta in questa società e che sia troppo debole e non possa appunto contribuire a questa società quando magari quella persona è semplicemente più debole, più fragile, però ha semplicemente bisogno di sciogliersi e bisogno di essere aiutata, quindi in questi casi non è mai il caso di emarginare ma è sempre il caso di chiedersi cosa posso fare per questa persona per far sì che possa emergere, perché tutti hanno dei talenti e tutti appunto possono contribuire alla società. Parliamo molto a scuola del bullismo, abbiamo fatto anche tanti incontri sia parlando del bullismo che del cyberbullismo, è una cosa assolutamente da evitare perché comunque gli uomini vanno rispettati e il bullismo è una cosa brutta che può causare anche casi di morte. Noi in classe affrontiamo molto questo argomento, abbiamo anche fatto molti temi, abbiamo espresso il nostro parere, pensiamo che secondo noi non si trova piacere a far del male ad una persona, però ovviamente il bullo è anche molto più debole della vittima che poi va ad affrontare. Ci sono anche molti giochi che causano la morte, come stavamo parlando appunto qua, come sentivamo, che causano la morte di persone obbligandole a fare delle azioni disumane appunto. E quindi secondo me il bullismo è una cosa totalmente da evitare perché dobbiamo sostenere la vita dei nostri cari appunto. È un'iniziativa molto interessante perché ci sono molti ragazzi che ne soffrono di queste cose che succedono, di queste azioni brutte che succedono e anche certe volte ne seguono delle malattie a questo bullismo. Ecco, voi l'avvertite a quest'età magari nel vostro piccolo? No, nel nostro paese, anche nella nostra scuola non ce n'è bullismo.
neanche cyberbullismo, non è molto frequente. Ne abbiamo parlato in tutti i 3 anni di scuola media perché pensiamo che comunque, cioè la maggior parte di tutti pensiamo che non sia una cosa da fare, che non sia giusto. Poi a scuola abbiamo fatto molti progetti, anche l'anno scorso abbiamo fatto molti cartelloni e abbiamo parlato molto di questo argomento. È una cosa che comunque ci appartiene e l'adolescenza può segnare molto l'adolescenza questo. C'è qualche caso che magari ha interessato qualche amico tuo, qualche amica tua? No, amico mio no, magari della conoscente, insomma. Ma che tipo magari anche più piccolo così, sì, magari può capitare che lo prendono in giro, che lo emarginano. Se capitasse a me io cercherei aiuto e mia mamma e tutto, perché sono gli unici che mi possono aiutare, anche perché una volta mi è capitato lo stesso e mia mamma mi ha aiutato tantissimo, ho parlato con la scuola e questo fenomeno non si è capitato più con me, grazie ai professori che sempre sono stati accanto a me e a mia mamma che mi ha aiutato tantissimo. Questo vuol dire che parlarne è importante, no? Sì, tantissimo, ti aiuta tantissimo e ti fa uscire da questo brutto problema. In classe noi ne abbiamo un po' parlato di questo bullismo, sappiamo che non è giusto nei confronti di altre persone e lo rappresentiamo con dei cartelloni, lo rappresentiamo in arte, il bullismo ingiusto. Sono stato vittima di bullismo e ho sofferto tanto e ho riparato grazie alla musica. Io oggi sono un rapper e rappresento tutte queste disgrazie attraverso una forma musicale. Potete andare a cercare su YouTube Nico Official, fra 2 settimane esce il pezzo che è molto interessante. Il bullismo non piace perché sinceramente non è corretto nei confronti degli altri. In classe ne parliamo con un progetto e vediamo anche dei video sul bullismo e poi per esempio le persone che prendono in giro da altri però poi capiscono che alla fine non hanno ragione, però cioè, non si sono comportate bene. Io penso che questo convegno sia molto importante per far capire un po' anche ai bambini delle elementari, far aprire un po' gli occhi, perché il bullismo è ovunque, anche io sono stata vittima di bullismo e non me ne vergogno, perché alla fine penso che tutti siano stati vittima di bullismo ogni giorno, perché è ovunque, soprattutto il cyberbullismo con questi social, che secondo me i social bisogna usarli con diciamo un po' di moderazione e non prendendo in giro gli altri, perché penso che i veri deboli siano i bulli, perché diciamo la loro sofferenza anche sono loro quelli che soffrono e si sfogano con quelli più deboli per sentirsi migliori e più grandi, ma in realtà sono loro quelli deboli secondo me. Visto che sei stata coinvolta in qualche modo, l'hai detto tu stesso, che consiglio dare magari a chi soffre di questo problema però non riesce a parlarne? Ecco, che consiglio gli daresti tu? Io consiglio di parlarne con qualcuno veramente, perché inizialmente anch'io non avevo coraggio di parlarne con nessuno, nemmeno con i miei genitori, e ho parlato con i professori, mi hanno aiutato molto e poi l'ho detto anche ai miei genitori. E ho parlato anche con il preside, mi ha aiutato molto a risolvere questo problema e l'ho superato, sono stata molto coraggiosa a parlarne anche con i miei amici perché non avevo nemmeno il coraggio. Durante le ore di lezione non volevo nemmeno uscire dalla classe perché nei corridoi venivo sempre presa in giro. E sono fiera di me stessa perché ho avuto il coraggio di parlarne e affrontare la situazione.